In questo momento diciamo che si chiude un cerchio e probabilmente mette una fine ad un'agonia che si è protratta fin troppo. Siamo veramente molto vicini alla famiglia in questo momento, come lo siamo stati in queste 2 settimane. Una logorante attesa definisce la sindaca di Fossalta di Piave, Alessandra Sartoretto, le 2 settimane da quel drammatico 9 ottobre. Non solo la famiglia, ma anche gli amici, i conoscenti, un'intera comunità hanno sperato che il Piave restituisse almeno il corpo di Gianfranco Zamuner, caduto nel fiume mentre manovrava il ponte di barche per ancorarlo alla riva a causa del livello dell'acqua cresciuto per le abbondanti piogge. La ricostruzione è complessa, chiaramente ci sarà il tentativo quantomeno di ricostruzione di come è andata. Quella mattina però possiamo dire che non era una situazione particolarmente critica, perché sappiamo che il ponte è stato tolto più volte negli anni. Spesso è capitato di toglierlo in situazioni atmosferiche abbastanza pesanti, quindi con vento, con pioggia battente. Quella mattina non pioveva e non c'era vento, quindi era una situazione abbastanza tranquilla. Il ritrovamento di un cadavere a Cortellazzo, la certezza che si trattasse di Zamuner è arrivata in municipio dalla voce di uno dei figli che ha telefonato a Sartoretto, una famiglia nota e stimata a Fossalta, quella del 78enne. Conosciuta per tante cose, vabbè, a parte per il ponte, per gli eventi che ricordano la tragedia del Vajont di Longarone, in cui il cugino del signor Gianfranco, il signor Walter, è stato, diciamo, anche avuto un ruolo quasi da protagonista nel recuperare la Madonna di Longarone proprio nelle acque del Piave, e ironia della sorte proprio il 9 di ottobre come la tragedia che si è consumata quest'anno. Spenta quasi da subito ogni speranza, non rimane ora che dare a Gianfranco Zamuner l'ultimo saluto. La famiglia ha chiesto di dare sepoltura al signor Gianfranco qui in paese da noi, proprio per il legame che loro hanno sempre avuto con Fossalta, e noi ne siamo ben lieti, ecco, e onorati di questa cosa.